superare le sfide della vita. Il Comitato Paralimpico Veneto, tramite le società, è impegnato a sostenere le persone con disabilità attraverso lo sport. I nostri atleti praticano diverse discipline, partecipano a competizioni nazionali, internazionali e alle Paralimpiadi. Il CIP Veneto auspica che sempre più persone disabili si avvicinino allo sport, scoprendo la voglia di competere e divertirsi. Ti aspettiamo, contattaci. Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti, grazie a tutti voi per essere qui con noi questa sera. Immagino che riusciate a sentirmi tutti quanti, quindi saluto veramente tutti quanti gli atleti, tutti i tecnici, i dirigenti, tutti i rappresentanti delle varie amministrazioni che sono intervenuti davvero da tutto il Veneto. Avremo modo durante la serata di incontrarli ad uno, di andare a premiarli proprio qui con me sul palco questa sera. Saluto anche Cristina Spataro che seguirà la parte della LIS per quanto riguarda la serata. Saluto anche Paola Noventa che mi aiuterà con la consegna dei premi. Però a questo punto chi meglio di lui può fare gli onori di casa proprio in questo gran galà dello sport paralimpico se non il presidente del CIP Veneto, Ruggero Vilnai. Lo accogliamo con un grande applauso, lo abbiamo già visto nel video di presentazione questa sera. E buonasera Presidente, ben arrivato. Grazie, grazie mille. Allora, eccoci qua Presidente, siamo a una nuova edizione di questo Gran Galà, ci siamo spostati di provincia come da tradizione, siamo nella provincia di Vicenza, la sala è numerosa e parla da sé. Sì, effettivamente siamo alla quinta edizione. Buonasera a tutti. Davvero vi ringrazio per essere qui e aver accolto il nostro invito. Davvero è la quinta volta che facciamo questo galà, questa festa dello sport, non è altro che una festa dello sport, ma davvero è un incontro, una cerimonia davvero importante che devo ammettere che mi emoziono ogni volta per vedere così tante persone assieme. Vedo tanti sindaci, i presidenti di federazione, gli atleti, tanti premiati e quindi davvero una bella serata che ribadisco, ringrazio ancora. Ecco, questa sera poi dobbiamo consegnare circa 50 premi e quindi dobbiamo andare anche di corsa per non allungarsi troppo. Ecco, e quindi cerco di essere il più breve possibile dandovi alcune informazioni. Ecco, per quanto riguarda il nostro movimento paralimpico Veneto, sta andando davvero bene, tanto è vero che quest'anno abbiamo ripetuto il censimento delle società. 3 anni fa lo abbiamo fatto, eravamo con 256 società. Abbiamo lavorato tanto in questi 3 anni per non solo cercare di fare crescere il numero delle società, ma anche gli atleti e i tesserati. E con nostra sorpresa abbiamo visto quasi il raddoppio delle società e davvero questa è una bella notizia, direi. Siamo aumentati anche come tesserati, però vi confido, vi dico che sono ancora troppe le persone con disabilità che non si avvicinano allo sport per vari problemi, per vari motivi. E quindi colgo anche questa occasione per chiedervi a voi che già siete sensibilizzati, ecco, di fare come dire, opera di convincimento con queste persone con disabilità, perché dobbiamo crescere. Siamo delle persone con disabilità che fanno attività sportiva e che potrebbero fare sport, è poco più di un 1%. Noi dobbiamo davvero aumentare questo numero. Ecco,
La riforma, non vi parlo della riforma perché voi sicuramente siete più esperti, più a conoscenza, ecco, del sottoscritto, ma una cosa però voglio dirvi: questa riforma non ha certo aiutato a promuovere lo sport in generale, non solo lo sport paralimpico, per la burocrazia, per gli obblighi che ci impone. E questo cosa comporta? Comporta non solo lo scoraggiamento delle società, ma comporta anche aumenti dei costi, perché con la burocrazia purtroppo ci vogliono persone anche esperte, e quindi aumentano per queste società anche i costi. Allora vorrei cogliere questa occasione per ringraziare tutti gli sponsor, ma davvero tutti, che aiutano e sostengono le attività, le nostre società che fanno attività sportiva, ma ne approfitto però di accogliere e di ringraziare. Abbiamo 4 sostenitori, 4 sponsor, ecco, qui presenti in sala, e che vorrei ringraziare, ecco, personalmente. Uno è la Regione Veneto, abbiamo qui l'assessore Corazzari, che ha detto che il prossimo anno vedrà di aumentare il budget, anche perché voi saprete che il prossimo anno la Regione Veneto sarà la regione europea dello sport. Quindi potrebbe essere vero, il nostro collega Dino Ponchio, penso che sarai d'accordo che se non si aumenta il budget il prossimo anno non si aumenta più. Quindi ecco. E poi abbiamo la Fondazione della Cassa di Risparmio, che abbiamo qui il vicepresidente, quindi che ringraziamo vivamente per la sua presenza. E non so se è presente la ditta Era Energia di Ascotrade, ma comunque è un altro ente, ecco, che davvero aiuta, come mi piace di cuore, le società del Veneto, e poi la ditta Offcar. Ecco, io ringrazio anche i volontari che sono i motori delle società sportive. Davvero complimenti e un grazie di cuore, perché anche se con questa riforma avranno davvero ancora più problemi di quanti non avessero prima. E complimenti ovviamente anche agli atleti, ecco, gli atleti, le società, i tecnici che si impegnano, che lavorano per promuovere questa nostra attività. E infine devo fare dei complimenti vivissimi a tutti i premiati di questa sera, che vedremo sfilare qui, che verranno premiati e consegnato le benemerenze e non solo. Quindi davvero dobbiamo continuare così, e aiutateci ad aiutare e a promuovere lo sport paralimpico. Buona serata a tutti. Grazie Presidente. Tra l'altro in poche parole ha toccato quelli che sono i punti fondamentali per i quali si muove anche il CIP, e questa sera poi ne sarà un grande esempio vedendo le personalità che si susseguiranno qui sul palco. Resti qui con me perché lo ha chiamato prima, ma lo richiamiamo qui con noi invece sul palco, l'assessore regionale allo sport Cristiano Corazzari. Buonasera. Prego. Diceva il Presidente appunto che nel 2024 il Veneto sarà regione europea dello sport. Questa è una rappresentazione fondamentale. Beh, è un grande orgoglio, un grande onore per noi, così come è un grande piacere, un grande onore per me essere qua con voi per portarvi, oltre che il mio saluto personale e in qualità di assessore allo sport, anche quello della Regione del Veneto, del Presidente Luca Zaia. E certo che voi rappresentate una parte di straordinaria importanza del mondo dello sport e direi della nostra comunità veneta. Il fatto che il Veneto abbia ottenuto questo riconoscimento non è assolutamente casuale, perché pur
pur constatando che magari la regione Veneto non è la regione che ha i bilanci più floridi, e questo mi viene spesso sottolineato giustamente, devo dire, dal presidente Vilnai e dal presidente Ponchio, ma è altrettanto vero che noi veneti abbiamo dato grande dimostrazione che con poco otteniamo dei risultati incredibili e di eccellenza nazionale, sia in tutte le discipline olimpiche quanto nelle discipline paralimpiche. A Tokyo mi pare che su 17 atleti abbiamo avuto ben 26 medaglie nelle discipline paralimpiche. Questa è una cosa che ci inorgoglisce, ci rende veramente fieri di quello che state facendo. Ma Regione Europea dello Sport, perché c'è un Veneto che parla di sport, vive lo sport, partendo dai nostri amministratori che sono qua presenti, dai tanti atleti che sono qua presenti e dalle loro famiglie che come sempre devono sostenere i ragazzi quando cominciano un percorso nell'attività sportiva. Un mondo fatto di quasi 500.000 atleti tesserati nelle varie discipline sportive, migliaia di società, di volontari, centinaia di migliaia di volontari. Hai fatto bene a ricordare il mondo del volontariato, che è un mondo che dà tantissimo non solo direttamente allo sport, ma proprio alle comunità e agli amministratori che tante volte grazie allo sport riescono a svolgere quelle attività anche di solidarietà, di coesione sociale che non sono mai banali. Quindi il ruolo dello sport è un ruolo sempre più importante e il ruolo dello sport paralimpico lo è a maggior ragione. Per questo noi destiniamo sì delle risorse con i nostri bandi alle società che praticano in particolar modo le attività paralimpiche, ma a tutte le società che vedono una premialità nel momento in cui svolgono attività inclusive. Dobbiamo lavorare tutti insieme affinché, partendo dalla base, si diffonda la cultura dello sport, la vocazione dello sport per i nostri giovani, per i nostri ragazzi in particolare, che purtroppo già in condizioni ordinarie sono oggi attratti da una vita lontana dallo sport, magari sedentaria, magari votata a situazioni non sempre educative, e a maggior ragione nel momento in cui sussistono aspetti di disabilità. Questo è un rischio che va assolutamente che va superato in senso contrario, e quindi per noi far uscire queste persone, soprattutto i ragazzi, significa dare un grande esempio poi a tutte le altre persone. Un atleta paralimpico nel momento in cui svolge la propria attività, in cui raggiunge i propri risultati, ci dà un esempio che ha una forza dirompente, e è una forza dirompente soprattutto per tutte le altre persone che magari hanno bisogno di quella scintilla per poter ripartire e prendere a pieno posto nella comunità. E questa è una crescita di tutti. Noi vi ringraziamo perché ci date un esempio di straordinaria forza e determinazione tutti i giorni, cose che magari noi non saremmo capaci di poter affrontare così facilmente, e questo è un esempio che dà veramente forza a tutti noi, ma è un esempio che va sostenuto anche con i fatti, giustamente. Dicevamo Regione Europea dello Sport, è vero, cercheremo per l'anno prossimo di individuare delle misure importanti a sostegno dello sport. Ne ricordo in particolare una che coinvolgerà i nostri comuni e coinvolgerà il sistema, il nostro patrimonio impiantistico. Abbiamo una regione Veneto con circa grosso modo 7.000, quasi 8.000 impianti sportivi diversi distribuiti sul nostro territorio. La gran parte sono impianti attualmente utilizzati, ma occorre un grande piano Marshall di ristrutturazione, di adeguamento, di messa in sicurezza, di superamento delle barriere architettoniche, affinché questo patrimonio impiantistico sia veramente a disposizione di tutti, di tutta la nostra comunità. Ecco, su questo cercheremo di lavorare, stiamo studiando delle soluzioni anche insieme alla collaborazione del credito sportivo, per mettere a disposizione degli enti locali delle risorse in più quest'anno per fare nell'ambito della Regione Europea dello Sport una misura importante in questa direzione, oltre naturalmente a quello che sarà il sostegno che diamo alle società sportive. Quindi grazie e in bocca al lupo a tutti gli atleti, complimenti per i risultati che avete conseguito e che oggi sono giustamente riconosciuti. Noi siamo con voi e vi supporteremo sempre. Grazie. Grazie Assessore, sicuramente i vari amministratori e
I dirigenti hanno preso nota anche forti dei numeri che ha citato poc'anzi il Presidente. A questo punto, per iniziare ufficialmente questa serata, questo gran galà dello sport paralimpico, possiamo partire con l'inno nazionale. Bene, a questo punto non mi resta che ringraziare l'assessore Corazzari, il presidente Vilnai. Ci rivediamo durante il corso della serata e direi di andare a cominciare con quelle che sono le premiazioni di questa sera. L'onorificenza della Stella al merito sportivo ha 3 distinti gradi: oro, argento e bronzo. Essa può essere concessa alla bandiera di enti sportivi, società sportive, federazioni e enti di promozione che con continuata e meritoria azione nel campo della promozione dell'attività agonistica abbiano contribuito a diffondere e onorare lo sport del Paese, a personalità sportive che con opere di segnalato impegno e in positività di intenti abbiano lungamente servito lo sport, a personalità sportive straniere particolarmente meritevoli per aver operato in favore dello sport paralimpico italiano, oppure ai gruppi sportivi militari e civili e ai gruppi sportivi dei corpi di polizia esclusivamente a livello nazionale. Andiamo a conoscere quindi il primo premiato per la Stella di bronzo al merito sportivo paralimpico, Mauro Milani. E intanto che lo facciamo accomodare andiamo a leggere quello che è il suo curriculum. Dall'87 all'89 allenatore della pallavolo femminile, prego si accomodi nel frattempo, della SD Patavini, dall'89 al 2003 presidente della SD Patavini, dal 2004 al 2005, buonasera, commissario della SD Patavini, 2006-2013 consigliere della Federazione Sport Sordi, del 2014 al 2022 delegato a FSI Veneto. Il signor Milani viene premiato dal presidente del CONI Veneto Dino Ponchio insieme alla delegata regionale della Federazione Sport Sordi Italia Calogerina Mendola. Se posso avere un attimo il microfono prima. Grazie mille. Allora intanto consegniamo nelle mani del presidente la Stella di bronzo al merito sportivo paralimpico insieme al diploma e lo andiamo a consegnare a Mauro Milani per i suoi meriti sportivi. Questa sera correremo un po' velocemente perché, come dicevamo prima, sono davvero tanti i premiati della serata, ma approfitterei, facciamo anche una foto, sapete che per ogni atleta o dirigente premiato ci sarà questo momento ricordo. A posto, la ringrazio. Presidente Ponchio, invece io la terrei qui, per favore.
Allora, venga pure, andiamo un pochino avanti. Allora, abbiamo sentito un pochino quelli che saranno anche i propositi per l'anno prossimo, le lascio il microfono, i propositi per l'anno prossimo da parte della Regione Veneto, però questa sera comunque si va a premiare quelle che sono gli atleti, i dirigenti, come dicevamo, i tecnici, i volontari che fanno dello sport qui in Veneto una grandissima risorsa, un grande punto di incontro. Bene, grazie. Si dice sempre che si è felici di essere in un certo posto, ma io sono proprio soddisfatto di essere qui in questa serata che onora chi ha onorato lo sport, dirigenti, tecnici, atleti, società, che è la cerimonia parallela a quella delle consegna delle benemerenze sportive del CONI che abbiamo fatto una quindicina di giorni fa a Castelfranco Veneto. Bellissimo, bellissimo perché è un dovere riconoscere un qualcosa, la stella che avete visto, io l'ho inclinata per farla vedere perché è un bellissimo oggetto d'arte oltretutto, quindi è emblematico di quello che è stato dato allo sport, che restituisce in piccola misura a grandi personalità. Ma dicevo, i buoni propositi, diceva la nostra conduttrice, buoni propositi dell'assessore Cristiano Corazzari, dell'amico assessore Corazzari. Sono contento che questi buoni propositi siano stati espressi questa sera, che siamo ancora un po' lontani dal Natale, perché sotto Natale di propositi buoni ne facciamo tantissimi tutti, quindi questo sarà sicuramente onorato, anche perché Veneto, Regione Europea dello Sport, ha significato. L'anno prossimo nel Veneto ci saranno anche quelli che sono i giochi della gioventù del terzo millennio, che tutti sognano, compreso il ministro dello sport Abodi, però è difficile tornare a quei giochi perché non è più quel tempo e quell'età, che è il trofeo CONI, che è la massima manifestazione giovanile in Italia, 5.000 ragazzi di 23 regioni, direte non sono 23 le regioni d'Italia, ma ci sono anche 3 regioni estere, che sono di italiani all'estero. Saranno 5.000 ragazzi, 1.000 accompagnatori, 3 giorni di gare, una mini Olimpiade Under 14 che avremo nel Veneto proprio in occasione del fatto anche che il Veneto è regione europea. Chiudo subito dicendo massima sinergia CONI e CIP a livello nazionale. Noi nel Veneto non abbiamo la massima, abbiamo la massimissima. Quello che pensa e fa il CIP Veneto e CONI Veneto, sì, lo so che massimissima non esiste, però l'ho detto lo stesso. E quello che fa il CONI viene abbracciato dal CIP. Lavoriamo assieme sia nel progetto sportivamente della Fondazione, ma in tutti i progetti, perché la missione anzi, è comune: far fare sport a più ragazzi e ragazze possibili. E su questo siamo insieme e camminiamo insieme. Grazie. Grazie Presidente. Grazie a Dino Ponchio, Presidente del CONI Veneto. Abbiamo rotto il ghiaccio con la prima premiazione di Mauro Milani con la stella di bronzo al merito sportivo paralimpico. Abbiamo un altro premiato che non è presente questa sera, ma giustamente lo andiamo a nominare, ed è Francesco Valentini, che riceve la stella di bronzo al merito sportivo paralimpico perché dal 92 al 95 è stato fondatore e tesoriere di MIA, Mielosi Associati Padova. Dal 95 al 97 ne è stato vicepresidente e dal 97 ad oggi è l'attuale presidente. Quindi un grazie anche a Francesco Valentini. Proseguiamo quindi con un'altra stella di bronzo al merito sportivo e andiamo a premiare questa volta un'associazione. In questo caso si tratta dell'ASD Compagnia Arcieri Rovigo. Ritirano il premio il presidente Michela Tiziani e Luigi Eraldo Ferrari. Chiamiamo anche già i premianti, che sono il dottor Renzo Di Polito, responsabile sede INAIL di Bassano del Grappa, e Giulio Zecchinato, presidente regionale della Federazione Italiana di Tiro con l'Arco. Nel frattempo che andiamo a consegnare la stella di bronzo, andiamo a raccontare che cos'è la Compagnia Arcieri di Rovigo, che nasce nel 1979 da un piccolo gruppo di appassionati di tiro con l'arco.
La società è impegnata nella promozione della disciplina all'interno delle scuole e negli eventi sul territorio polesano. Quindi davvero complimenti per essere qui con noi questa sera, per aver ricevuto la stella di bronzo, e complimenti davvero. E continuate ovviamente su questa strada, che sicuramente sarà così. Vorrei fare una parola con il dottor Renzo Di Ippolito, dico giusto il cognome? Sì, buonasera intanto. Allora. Buonasera, grazie intanto per l'invito. Noi come INEIL, come partner istituzionale del CIP, da sempre abbiamo partecipato all'attività di promozione dell'attività sportiva per i disabili da lavoro. Sarò breve, aggiungo semplicemente che nel corso ormai dei decenni la funzione, la missione dell'INEIL si è modificata da ente che aveva come oggetto della tutela il recupero dell'integrità fisica, capacità lavorativa. Ci siamo trasformati comunque in un ente che parte dalla ricerca in materia di prevenzione, passa attraverso il finanziamento alle imprese sempre per la prevenzione, poi attraverso la cura, riabilitazione, attività protesica, eccetera, arriva poi al reinserimento lavorativo e sociale. In questo contesto appunto la promozione dell'attività sportiva è come dire, preziosa, proprio per consentire a chi purtroppo è vittima di un evento infortunistico di superare quelle difficoltà non soltanto fisiche ma anche psicologiche, mentali, per favorirne quindi il reinserimento nella vita familiare e sociale. Noi su questo siamo da sempre impegnati con il CIP e colgo l'occasione per comunicare che è operativa anche presso la sede di Vicenza uno sportello informativo proprio per assistere tutti i nostri disabili da lavoro nella promozione, nell'avvicinamento appunto all'attività sportiva, avvicinamento e anche accompagnamento allo svolgimento di attività sportive attraverso tutta una serie di servizi. Grazie e complimenti a tutti i premiati, sia atleti che volontari o dirigenti che concorrono a queste attività. Grazie e buona serata. Grazie dottor Di Ippolito, il responsabile della sede INAIL di Bassano del Grappa. Complimenti ancora alla compagnia Arcieri di Rovigo. Andiamo a premiare un'altra associazione che è l'AS Delfini 2001 ASD. Ritira il premio la presidente Anna Rancan. Conferisce la stella di bronzo Gianfranco Trapula, sindaco del comune di Montecchio Maggiore, insieme a Clara Campese, presidente regionale della Federazione Italiana Sport Equestri. Che non c'è, ma noi la salutiamo lo stesso, va bene, non importa. Facciamo salire quindi il presidente Anna Rancan, certo, ci mancherebbe. Eccoci qua, andiamo a prendere quindi la stella di bronzo al merito sportivo paralimpico. Andiamo pure avanti per una foto per l'AS Delfini 2001 ASD. Nasce nel 1997 per dare la possibilità ai ragazzi con disabilità di poter giocare a basket in carrozzina. Oltre alle numerose partecipazioni ai campionati, la società ha come obiettivo quello di promuovere lo sport nelle scuole e negli eventi del territorio. Quindi complimenti davvero. Grazie Sindaco per la premiazione. Grazie anche a Giovanni Izzo, vicepresidente del CIP, che sta coordinando le premiazioni. Ringrazio anche Stefania Mion che ha dato il cambio a Cristina Spataro per la LIS, ma noi andiamo avanti. Come vedete le premiazioni devono essere un pochino più scorrevoli proprio per motivi anche di tempo, ma è giusto dare il tempo a tutti quanti di poter raccogliere l'applauso vostro, del pubblico, insomma. Andiamo a premiare quindi un'altra società per la stella di bronzo al merito sportivo paralimpico. Questa volta arriva da Montebelluna ed è Oltre ASD Onlus. Ritira il premio la presidente Agnese Bonora e la segretaria Lucia Volpato. Premia l'assessore allo sport del comune di Montebelluna Andrea Marin insieme al presidente regionale della Federazione Ciclistica Italiana Sandro Checchin.
Buonasera, buonasera. Oltre nasce nel 2004 e si occupa di avvicinare allo sport le persone con disabilità intellettiva e relazionale. Le discipline che la società propone sono atletica leggera, basket e bocce, praticate sia a livello agonistico sia a livello promozionale a seconda delle potenzialità personali. Quindi davvero complimenti a Oltre, continuate con la vostra attività a riempire le piazze anche con i vostri eventi. Un grazie all'assessore Andrea Marin del Comune di Montebelluna, un grazie a Sandro Checchin, presidente regionale della Federazione Ciclistica Italiana. Grazie. Complimenti ancora. Quando vi chiamo potete venire anche un po' più avanti, non fa paura questa parte. Andiamo avanti con un'altra premiazione, sempre stella di bronzo al merito sportivo. Andiamo con un'altra associazione ed è la Olympic Basket Verona SD. Ritira il premio il presidente Claudio Filippini. Vi chiedo gentilmente di spostarvi. Va a premiare la Olympic Basket Verona il sindaco del comune di San Giovanni Lupatoto Attilio Gastaldello insieme al delegato regionale della Federazione Italiana Pallacanestro in Carrozzina Saverio Pellegrino. Buonasera, buonasera e complimenti per aver raggiunto questo traguardo. L'Olympic Basket Verona nasce nel 2009 dallo scopo di promuovere e divulgare l'attività sportiva di basket in carrozzina per persone con disabilità fisica come mezzo riabilitativo e soprattutto sociale. Complimenti quindi all'Olympic Basket Verona, anche per voi giustamente le fotografie rituali e di ricordo anche di questa serata, che sarà un bel ritorno a casa, ecco. Complimenti a voi. Olympic Basket Verona, stella di bronzo al merito sportivo paralimpico. Come vedete ci sono queste società, ma voi lo sapete sicuramente meglio di me, che continuano a crescere. Molte di loro, come diceva prima il presidente Vilnai, stanno nascendo. Abbiamo visto poi un incremento anche dopo la pandemia, fortunatamente, di nuove società, di nuove associazioni che hanno voglia di promuovere lo sport per tutti, e questo sicuramente è un bene e, perché no, potremo rivederle anche nelle prossime edizioni di questo Gran Galà. Passiamo ora alla stella d'argento al merito sportivo paralimpico ed è la volta di premiare Rolando Fortini. A premiarlo il sindaco di Colognola ai Colli Giovanna Piubello insieme al presidente regionale della Federazione Italiana Pesistica Andrea Missiaglia. Rolando Fortini nel 78 a Verona con un gruppo di amici crea la squadra sportiva Galm, spero di averlo detto correttamente, Verona, la prima società nata in Veneto per la promozione dello sport tra le persone con disabilità fisica. Nell'81 è uno dei fondatori della Polisportiva H81 Vicenza, che promuove il basket in carrozzina, l'atletica leggera e il tennis tavolo. Nel 2016 viene insignito della stella di bronzo al merito sportivo paralimpico, dal 2017 al 2020 è consigliere dell'ASD tennis tavolo Verona Galm, dal 2013 ad oggi ricopre l'incarico di delegato provinciale CIP di Verona e questa sera, dopo la stella di bronzo, riceve la stella d'argento. Complimenti. Sì, prego. Allora, 45 anni fa abbiamo iniziato a portare lo sport nelle piazze, perché la gente veniva a vederci per sapere cosa può fare un disabile, uno in carrozzina. Abbiamo portato il basket nelle piazze di Verona e nelle province. Ed è stata una gran cosa, perché oggi lo sport paralimpico è una meravigliosa realtà. Grazie.
Grazie a Rolando Fortini. Premiare. Andiamo avanti dopo la stella d'argento a Rolando Fortini. Come vedete, appunto, si stanno susseguendo personalità note in questo mondo dello sport. Andiamo a premiare un'altra personalità sportiva ed è la volta di Nicolò Toscano, stella di bronzo al merito sportivo paralimpico. Viene a premiare Davide Geset, delegato provinciale di Belluno. Abbiamo anche Sandro Frisiero, presidente regionale della Federazione Italiana Canottaggio. E andiamo a leggere invece chi è Nicolò. Dal 2015 al 2016 è consigliere della SD Padova Rugby. Dal 2016 ad oggi è presidente della SD Padova Rugby e dal 2017 ad oggi è consigliere in giunta CIP Veneto, rappresentante atleti. Riceve quindi la stella di bronzo questa sera Nicolò Toscano e davvero complimenti. Eccolo qua. Consegniamo la stella al merito sportivo paralimpico, mostriamola in favore di fotografi perché davvero è meritata. Complimenti. Grazie. Andiamo quindi con un'altra stella d'argento al merito sportivo paralimpico, un'altra personalità di cui avremo davvero molto da dire e lei è Gerarda Felicita Soren, ritira il premio Maria Faccin e a premiare Giovanni Izzo, vicepresidente del CIP Veneto. Gerarda ha collaborato con Irifor per creare dei percorsi di attività motoria rivolta ai bambini ipovedenti e non vedenti. Nel 2021 ha collaborato con il CIP Veneto nel progetto Web Class di attività motoria adattata e nella realizzazione di alcuni video dedicati all'allenamento da casa per persone con disabilità fisica. Collabora da diversi anni con il Comune di Padova nei progetti A Tutto Sport e Sport Anch'io. Ha lavorato per 10 anni presso il Camerini Rossi per formare gli adolescenti con disabilità ed inserirsi nel mondo dello sport e lavorativo. Nel 2014 è una delle cofondatrici di AISE, l'Associazione Italiana Specialisti dell'Esercizio Fisico, associazione benemerita del CIP, della quale ne è attualmente la presidente. Complimenti quindi a Gerarda Felicita Soren per la sua stella d'argento. Ogni tanto mi rendo conto di andare troppo veloce a parlare e devo un attimo rallentare. Andiamo quindi a premiare invece con la stella d'oro al merito sportivo paralimpico il presidente del CIP Veneto, Ruggero Vilnai. A premiarlo è Antonella Argenti, sindaco del Comune di Villa del Conte, insieme a Renzo Cuzzolin, presidente regionale della Federazione Italiana di Bocce. Presidente, vado con il curriculum. Vado. Nel 1980 fonda la società sportiva Spea Padova, una fra le prime in Veneto a promuovere lo sport per le persone con disabilità, atletica leggera, nuoto, tennis tavolo, basket in carrozzina, di cui ne è il presidente fino al 93. Dal 95 al 99 è direttore sportivo dell'associazione Marcellino Vais e nel 2001 fonda la società PNB Padova Millennium Basket, di cui ne è presidente fino al 2023. Inoltre ha ricoperto le seguenti cariche: dall'85 al 2012 fiduciario
Comunale CONI di Villa del Conte. Dal 1997 al 2008 delegato provinciale Padova, Federazione Italiana Sport Disabili. Dal 2002 al 2012 componente di Giunta CONI di Padova. Dal 2008 al 2012 delegato provinciale CIP di Padova. Dal 2011 al 2013 delegato regionale Veneto FISPES e dal 2013 ad oggi ricopre il ruolo di presidente del CIP Veneto e componente della Giunta CONI Veneto. Complimenti Presidente, sicuramente una stella meritata. Vuole dire una cosa? Giusto due parole. Grazie. Hai già detto molto. No, diciamo che sono arrivato a 75 anni per meritarmi l'oro. È comunque un bel risultato, sono davvero contento e credo che tutti coloro che vengono consegnato, che ricevono queste benemerenze e queste stelle è davvero una bella riconoscenza. Almeno per me è davvero grandiosa questa riconoscenza, perché chi lavora nello sport lo fa molto spesso gratuitamente, in maniera volontaria, e queste medaglie che dà il CONI piuttosto che il CIP è un riconoscimento che almeno quello, insomma, ripaga di tutti gli sforzi e l'impegno. Ovviamente si sa che queste attività lo si fa per la passione, e qua abbiamo un personaggio del dottor Renato che ultimamente abbiamo organizzato soprattutto lui, il campionato italiano di bocce a Padova, e davvero colgo anche questa occasione per ringraziarlo per tutto quello che ha fatto. E ovviamente sono premiato, qui il piacere di avere il sindaco e una consigliera di Villa del Conte, che ovviamente essere premiati dal proprio concittadino fa molto molto piacere, quindi grazie ancora. Grazie Presidente, complimenti davvero per quest'altro traguardo. Grazie anche al Sindaco del Comune di Villa del Conte, Antonella Argenti, e a Renzo Cuzzolin, Presidente regionale della Federazione Italiana di Bocce. Bene, abbiamo chiuso un primo scaglione di premiazioni che sono state le stelle al merito sportivo paralimpico. Passiamo ora alla palma al merito tecnico paralimpico, che anche questa ha 3 distinti gradi: l'oro, l'argento e il bronzo. La nazionale paralimpica di vela. Complimenti per questo riconoscimento, la palma di bronzo al merito tecnico paralimpico. Grazie. Grazie a Giuseppe Devoti. Andiamo avanti con un altro premiato, palma di bronzo anche in questo caso al merito tecnico paralimpico, che va a Marcello Roggio. A premiarlo è Ettore Armani, delegato regionale della Federazione Italiana Sport Paralimpici per ipovedenti e ciechi. Marcello Roggio, ho detto giusto il cognome? Benissimo. Marcello Roggio dal 2005 ad oggi è tecnico di Torbal dell'ASD Augusta 9. Complimenti signor Roggio, che riceve la palma di bronzo al merito tecnico paralimpico. Facciamo giustamente le foto rituali della consegna di questo premio. Complimenti ancora e grazie a Ettore Armani, delegato regionale della Federazione Italiana Sport Paralimpici. Vado avanti. Abbiamo un'altra palma di bronzo al merito tecnico da consegnare, questa volta ad Antonio Simeone, e a premiarlo è Leone Zilio, assessore allo sport del Comune di Vicenza, e Daniele Pusinic, presidente regionale Unione Italiana Tiro Assegno.
Antonio Simeone è dal 1998 al 2011 tecnico della nazionale di tennis tavolo, dal 1988 ad oggi tecnico dell'ASD Tennis Tavolo Vicenza. Complimenti ad Antonio Simeone. Vorrei fare una parola con l'assessore, visto che ci troviamo qui a Vicenza. Allora, intanto complimenti, senza ci mettiamo vicini, va, per non... lascio il microfono intanto. Grazie per essere qui con noi questa sera e per aver ospitato nella città di Vicenza questo gran galà che è davvero importante per il CIP, non solo veneto, però anche a livello nazionale. Buonasera a tutte, buonasera a tutti. Tanto saluto il presidente Vilnai che ho incontrato in questi primi mesi di mandato e che stiamo cercando di portare avanti, come sa, dei progetti sullo sport paralimpico e quindi di creare maggiore accessibilità alle strutture, quindi abbattimento un po' di limiti architettonici che molte strutture di Vicenza hanno. Per gestire un'impiantistica sportiva importante, abbiamo oltre 80 impianti sportivi comunali e quindi c'è molto da lavorare. Oggi è il secondo galà che Vicenza ospita, stamattina c'è stato quello del calcio triveneto, quindi questo è il secondo, oggi giornata molto impegnativa per me, ma è un piacere ospitarvi, avervi qui e ringrazio gli organizzatori e tutto il lavoro stupendo che lo sport paralimpico fa. Grazie. Grazie mille a Leone Zilio, assessore allo sport del Comune di Vicenza. Ancora complimenti ad Antonio Simeone per la palma di bronzo al merito tecnico paralimpico. Ora cominciamo ad addentrarci invece verso quelle che sono le premiazioni degli atleti. Si susseguiranno anche loro qui con me sul palco, ma andiamo a conoscere quelli che sono gli atleti premiati con l'onoreficenza della medaglia al valore atletico paralimpico, che viene conferita agli atleti italiani sulla base dei risultati sportivi ottenuti in ambito internazionale. Anche in questo caso abbiamo 3 distinti gradi che sono il bronzo, l'argento e l'oro. Ringraziamo, anche se non è qui presente, però giustamente merita il nostro applauso, la prima medaglia di bronzo al valore atletico paralimpico, che è Silvia Biasi dell'ASD Volley Codognè, 6ª classificata ai Giochi Paralimpici di Tokyo 2020, dal 24 al 5 settembre 2021 per la disciplina del sitting volley. Silvia Biasi. Invece è presente qui con noi questa sera e riceve la medaglia di bronzo al valore atletico paralimpico Lorenzo Cavasin, ASD ENS Scaligera Verona. Terzo classificato ai mondiali di pallavolo sordi 2021 a Chiusi, Chianciano Terme a Sarteano. A premiarlo il sindaco del comune di Treviso, Mario Conte. Complimenti Lorenzo. Scusa, io sono altissima, capite? Mi metto di fianco a te. Sindaco, intanto buonasera, la lascio premiare Lorenzo Cavasin, complimenti per i risultati sportivi ottenuti. Sindaco, vorrei fare una parola anche con lei, intanto complimenti a Lorenzo, andiamo al centro palco, lascio il microfono, grazie per essere qui con noi questa sera. Già abbiamo avuto modo di premiare diverse realtà sportive della provincia di Treviso, quindi bene così, insomma, anche se ci troviamo in un'altra provincia questa sera, però davvero andiamo principalmente a premiare quello che è lo sport. Sì, assolutamente sì, grazie al Presidente per questa opportunità. Parliamo tutti veneto stasera, poco importa che siano da una provincia o dall'altra, certo. L'importante è che siano degli atleti e certamente dei grandi uomini e delle grandi donne, nel senso che è un periodo complicato per tutti, però abbiamo sempre bisogno di ispirarci a qualcuno e credo che qui abbiamo degli esempi straordinari di come con la forza di volontà, con l'impegno, con la passione si possono superare tutte le barriere architettoniche. Poi saluto anche i tanti colleghi sindaci che quotidianamente sono impegnati nei loro territori per l'abbattimento delle barriere architettoniche, quelle fisiche, consapevoli però che la prima barriera architettonica da battere è quella culturale, no? E su questo
ci lavoriamo tutti i giorni. Credo che cerimonie come queste ci aiutano tanto ad abbattere quella barriera architettonica culturale che è ancora un limite nelle nostre comunità. Grazie. Sindaco. Si riprendono un po' sempre le parole che diceva il presidente Vilnai, ovvero il fatto di portare il messaggio di quelle che sono le associazioni sportive anche al di fuori, ai nuovi atleti, andare alla ricerca di quelli che sono le nuove leve nello sport, perché lo sport appunto non è solo competizione, sicuramente lo è, però è anche benessere psicofisico che sicuramente aiuta chiunque. Ringraziamo nuovamente Lorenzo Cavasin, che è stato il primo premiato con la medaglia di bronzo al valore atletico paralimpico. Andiamo con un'altra premiazione, anche in questo caso medaglia di bronzo per Chiara Nardo della Canottieri Padova. Quinta classificata ai Giochi Paralimpici di Tokyo 2020, a premiarla Pier Giorgio Rigoni, consigliere del comune di Vo. Buonasera Chiara. Tanto complimenti, aspettiamo che arrivi il premiante per consegnare la medaglia di bronzo e intanto che si prepara chiediamo un feedback. Com'è andata, insomma, come sono andate queste Olimpiadi? Sono andate bene, anche forse più delle mie aspettative. Perché, quindi non ci si ferma mai? Ma no, assolutamente. Quanti allenamenti arrivate a fare durante la settimana? 13. 13 allenamenti? 13. Però, tutti i giorni, anche 2 volte al giorno. E sul bacchiglione vi mettete? Certo, qualsiasi sia il tempo si corre? Sì. A parte sì, temporali sono... Certo, assolutamente. No, perché il carbonio... Anche in questi giorni, tra l'altro, sì, infatti, è stata un po' difficile la situazione. Abbiamo qui il consigliere del comune di Vo che va a consegnare a Chiara Nardo la medaglia di bronzo al valore atletico paralimpico. Facciamo una fotografia rituale, davvero complimenti per aver portato a casa questi grandi traguardi. Grazie a Chiara Nardo, grazie a Pier Giorgio Rigoni, consigliere del comune di Vo. Andiamo a conoscere un'altra atleta di ritorno dai Giochi Paralimpici di Tokyo 2020, questa volta 7ª classificata. Premiamo Asia Pellizzari della SD Arcieri del Castello. A premiare Asia Pellizzari abbiamo Andrea Modolo, sindaco del comune di Mareno di Piave. Asia, complimenti, ben arrivata. Ci mettiamo, eccolo qui, abbiamo il sindaco del comune di Mareno che va a consegnare la medaglia di bronzo al valore atletico, 7ª classificata ai Giochi Paralimpici di Tokyo 2020. Complimenti Asia. Allora, dispiace un pochino essere così veloci talvolta nelle premiazioni perché sembra di non dare abbastanza importanza a quelli che sono davvero i risultati di tutti quanti, ma come dicevamo già all'inizio sono davvero tante le medaglie che vogliamo consegnare in questa serata, quindi questo è un modo anche per presentarvi quelli che sono gli atleti di cui magari avete sentito tanto parlare, quelli che sono i tecnici, quelli che sono i volontari o comunque le personalità all'interno del mondo sportivo che si sono sempre date da fare per un obiettivo finale. È un modo come un altro per presentarveli, per farveli rincontrare per chi già li conoscesse, e quindi perdonateci se siamo davvero così veloci nelle premiazioni. Adesso c'è chi magari dice no, non siete così veloci. No, siamo anche fin troppo veloci. Andiamo a consegnare un'altra medaglia di bronzo al valore atletico paralimpico. Questa volta è la volta della pallavolo con Alessandro Pongiluppi dell'ASL Pavoni Brescia.
terzo classificato ai mondiali di pallavolo sordi a Chiusi, Chianciano Terme e Sarteano nel settembre-ottobre 2021. A premiarlo è Gelindo Roberto Maso, presidente regionale della Federazione Italiana Pallavolo, che è assente. Fa il volontario Giovanni. Giovanni Izzo, vicepresidente del CIP, va a consegnare la medaglia di bronzo ad Alessandro Pongiluppi per i grandi obiettivi raggiunti nella passata edizione sportiva, stagione sportiva. Complimenti Alessandro. Altra medaglia d'argento al valore atletico paralimpico, seconda classificata sempre della pallavolo, Chiara Cecconi dell'ASD Alba di Treviso. A premiare Chiara Cecconi torna nuovamente qui con noi il sindaco del comune di Treviso, Mario Conte. Sindaco, la facciamo lavorare. Chiara Cecconi riceve la medaglia d'argento al valore atletico paralimpico, seconda classificata ai mondiali di pallavolo 2021. Grazie Sindaco. E sempre dell'ASD Alba di Treviso andiamo a conferire un'altra medaglia d'argento, sempre appunto seconda classificata ai mondiali di pallavolo del 2021, è la volta di Angelica Cenghiaro. A premiare Angelica abbiamo l'assessore allo sport del comune di Cervarese Santa Croce, Andrea Geron. Eccoli già qui pronti. Andiamo quindi a conferire la medaglia d'argento anche ad Angelica Cenghiaro. Facciamo anche un passo avanti per la foto. E davvero tanti complimenti per i risultati ottenuti. Cambiamo disciplina sportiva, questa volta abbiamo un'ulteriore medaglia d'argento al valore atletico paralimpico, parliamo del nuoto e quindi andiamo a premiare Luigi Beggiato del Circolo Sportivo Guardia di Finanza. Secondo classificato ai Giochi Paralimpici di Tokyo 2020, a premiarlo Pier Giorgio Rigoni, consigliere del comune di Vo. Torna nuovamente il consigliere per premiare Luigi Beggiato, al quale andiamo a conferire la medaglia d'argento al valore atletico paralimpico. Complimenti Luigi. È oro? Oro, scusatemi. Allora, medaglia d'oro. Beh, allora, complimenti. Consigliere, si è accorto lei, ha fatto bene. Complimenti a Luigi Beggiato per la sua medaglia d'oro. Abbiamo tra l'altro un'ulteriore medaglia d'oro al valore atletico paralimpico, dopodiché abbiamo nuovamente concluso un'altra tranche di premiazioni. Cambiamo nuovamente disciplina e ci spostiamo dal nuoto alla pesca al colpo. Primo classificato campione del mondo di pesca al colpo in Slovenia il 7 e l'8 ottobre 2021 per la Pescatori Padovani ASD Alfredo Granaglia. A premiarlo è il vice sindaco e assessore allo sport del comune di Albignasego in provincia di Padova, Gregory Bottin. Non abbiamo l'assessore. C'è il volontario. Giovanni Izzo, il vicepresidente del CIP Veneto. Quello che dicevamo prima. Ah no, abbiamo qui Giambattista Mengo, presidente della FIPSAR, ok, della Federazione Pesca. Grazie. Grazie.
Complimenti, medaglia d'oro al valore atletico paralimpico. Torniamo a ricordarlo, primo classificato al campionato del mondo, quindi ha portato alto il nome della Regione Veneto e della sua società. Complimenti. Grazie. Allora, siamo direi in orario. Presidente Vilnai, tutto bene? Siamo in orario? Siamo bene. Siamo a posto, siamo bene. Siamo in orario, giusto. Allora, non sia fuso orario. Allora, andiamo avanti con, dicevamo, altri premi. In questo caso parliamo della vittoria alata che viene consegnata agli atleti che hanno conquistato titoli europei nell'anno 2022. Che cos'è questa vittoria alata? È il riconoscimento assegnato dal CIP Veneto agli atleti paralimpici che nel corso della stagione agonistica 2021 hanno conquistato una medaglia alle Paralimpiadi o un titolo europeo mondiale. L'opera del maestro Romeo Sandrin, che avremo modo di vedere tra pochissimo, raffigura il volto di Nike, il personaggio della mitologia greca. È l'allegoria della vittoria che con le sue ali spiegate e pronte per il volo invita al coraggio e alla costanza. Per questo è soprannominata vittoria alata. Il premio è un riconoscimento rivolto a un atleta che ha dimostrato di saper lottare per superare i limiti e di perseguire gli obiettivi importanti. È anche un inno alla vita e alla vittoria di noi stessi. Il primo a ricevere la vittoria alata per la società Scherma Treviso Ettore Geslao, appunto nella disciplina dello scherma, premiamo Matteo Dei Rossi. A premiare abbiamo Davide Giorgi, delegato CIP, e a ritirare il premio il papà di Matteo, Giovanni Dei Rossi. Buonasera Giovanni. Matteo, ricordiamolo, è stato oro nella oro squadra sciabola maschile agli IWAS Wheelchair Fencing European Championship di Varsavia nel novembre-dicembre 2022. Quindi portiamo tanti complimenti e questa è appunto la vittoria alata. Voleva dire qualcosa? No, aspettiamo il prossimo anno. Visto che il prossimo anno. Sono vice campioni del mondo di sciabola. Ah, quindi si prenotano già. Si prenotano già. Complimenti, quindi porti i nostri saluti a Matteo Dei Rossi, grazie per questo premio. Dicevamo oro la squadra di sciabola maschile. Andiamo con un'altra vittoria alata. Questa volta andiamo con la pallacanestro in carrozzina per la società Lille Handy Bike. Il premio va ad Amine Gamri. Ritira il papà di Amine. Abbiamo mandato gli atleti, mettiamo ad allenarsi, diciamo così. Viene a consegnare il premio nuovamente Mario Conte, sindaco del comune di Treviso. Nel frattempo che appunto il premio viene consegnato, andiamo a raccontare quello che è il riconoscimento di Amine Gamri, che ha conquistato l'oro negli European Para Youth Games in Finlandia dal 30 giugno al 4 luglio 2022. Quindi davvero complimenti ad Amine, grazie al papà per aver ritirato il premio, grazie al sindaco di Treviso che direi che congediamo. Grazie sindaco. Andiamo avanti con un'altra vittoria alata, quindi davvero un premio importante che ha anche un certo peso, insomma, da portare a casa, proprio per simboleggiare quello che è il grande obiettivo raggiunto nel mondo dello sport e, come dicevamo, anche nella vita, per aver conquistato comunque questi obiettivi. Passiamo alla pallacanestro, anzi torniamo alla pallacanestro in carrozzina, sempre oro agli European Para Youth Games in Finlandia. Andiamo a premiare Giacomo Garavello. Viene a premiarlo Federico Verza, assessore del comune di Pozzonovo. Un altro oro quindi per Giacomo. Ciao Giacomo, buonasera.
Aspettiamo l'assessore del comune di Pozzonovo per consegnare la Nike, l'onoreficenza di questa sera per gli obiettivi raggiunti, per questo oro conquistato. Pallacanestro in carrozzina Giacomo Garavello. Complimenti ancora. E sempre della pallacanestro in carrozzina, sempre l'oro in Finlandia, è stato agguantato da Gabriel Pellizzari. Per Gabriel viene a premiare l'assessore allo sport del comune di Silea, Riccardo Cavallo. Buonasera assessore, ciao Gabriel, complimenti. Aspettiamo l'assessore per raccogliere quindi la vittoria alata da consegnare nelle mani di Gabriel per i grandi risultati ottenuti nella passata stagione sportiva dalla squadra Padova Millennium Basket. Complimenti. Abbiamo un'altra Nike da consegnare a un atleta dell'ASD Arcieri del Castello. Parliamo di tiro con l'arco. Il premio va per l'oro nel Mixed Team V1 agli European Para Archery Championship svoltisi a Roma nel luglio e agosto 2022. Andiamo a premiare Asia Pellizzari. Viene premiata da Andrea Modolo, sindaco del comune di Mareno di Piave. Porti a casa 2 grandi risultati questa sera, Asia. Eccoci qua, andiamo a prendere la Nike, consegniamola ad Asia Pellizzari per il suo traguardo. Prossima tappa qual è, Asia? Prossima tappa, prossime gare da fare? Abbiamo diverse tappe, però si punta all'obiettivo più grande, l'Olimpiade del 2024. Beh, noi ti facciamo in bocca al lupo. Come tutti. Come tutti. Però complimenti, complimenti Asia. Grazie sindaco. Andiamo con l'ultima Nike. L'ultima Nike da consegnare. Sempre di tiro con l'arco parliamo, sempre di oro parliamo agli European Para Archery Championship di Roma. La società è l'ASD Arco Club di Bolzano Vicentino, quindi restiamo in provincia di Vicenza e andiamo a premiare Daniele Piran. A premiarlo è Diego Marchioro, il sindaco del comune di Torri di Quartesolo. Buonasera sindaco. Daniele Piran è l'ultimo degli atleti, anzi no, poi ne abbiamo altre Nike da consegnare. Daniele Piran dell'ASD Arco Club di Bolzano Vicentino, ci mettiamo in favore di telecamere e macchine fotografiche per la foto rituale, davvero complimenti per aver portato a casa questo grande obiettivo. Grazie anche al sindaco del comune di Torri di Quartesolo, Diego Marchioro. Complimenti ancora a Daniele Piran per la sua Nike. Ci spostiamo di disciplina e torniamo alla pallacanestro in carrozzina. Sempre di oro appunto si parla, con gli European Para Youth Games dal 30 giugno al 4 luglio 2022, come abbiamo detto in apertura di questo premio della vittoria alata. La società è le Volpi Rosse Menarini, premiamo Mattia Scandolaro. A premiarlo il dottor Giuseppe Toffoli, vicepresidente della Fondazione Cassa di Risparmio Padova e Rovigo. Complimenti Mattia.
Dottor Toffoli consegna nelle mani di Mattia la Nike e complimenti nuovamente a Mattia. Dottore, vorrei fare una parola con lei, se fosse possibile. Lasciamo un attimo Mattia qui con noi anche, tanto che... No. Mattia, resta pure qua intanto che facciamo due parole con il dottor Toffoli. Abbiamo sentito prima appunto il Presidente che diceva che Fondazione Cassa di Risparmio è comunque vicina alla realtà del CIP e questo non può farci che piacere. Sì, noi sosteniamo lo sport da anni, siamo forse la fondazione bancaria che più di ogni altra sostiene lo sport e credo che sarebbe giusto che altre ci imitassero perché noi crediamo molto nei valori dello sport e da circa un anno adesso diamo un contributo e facciamo un bando specifico anche per lo sport paralimpico e anche per promuovere questo sport come citava il dottor Vilnai prima, che ha bisogno anche di essere promosso. Ecco, noi tutte queste cose le stiamo sostenendo, crediamo molto nello sport. Lo sport non è solo un complemento della vita di noi tutti, ma è proprio un modo di intendere la vita e se questi ragazzi lo capiscono fino in fondo è un messaggio importantissimo. È passato il messaggio. Noi ci crediamo molto, sì. Grazie dottor Toffoli, grazie ancora a Mattia Scandolaro, complimenti per gli obiettivi raggiunti in qualità di titoli europei. Ultimo titolo europeo premiato quindi con la vittoria alata, torniamo al tiro con l'arco, l'oro per il Mixed Team V1 agli European Para Archery Championship di Roma. Per la società SD Arcieri del Castello andiamo a premiare Paolo Tonon. A premiare abbiamo il sindaco Fabio Collot e il vice sindaco Franco Minette del comune di Orsago che ci raggiungono sul palco per andare a conferire la vittoria alata per l'oro europeo di Paolo Tonon. Complimenti Paolo. Grazie al sindaco e al vice sindaco del comune di Orsago. Grazie a voi, complimenti ancora. Grazie ovviamente a tutti gli amministratori che sono presenti questa sera, che davvero hanno fatto un po' di strada anche per raggiungerci questa sera e giustamente vengono a premiare gli atleti piuttosto che i dirigenti o le società o i tecnici che si sono impegnati nel corso della stagione sportiva, che si stanno ulteriormente impegnando, l'abbiamo sentito prima dalla voce di Asia, per gli obiettivi futuri della loro disciplina sportiva. Quindi grazie davvero agli amministratori che sono qui questa sera. Passiamo ora alla vittoria alata per tutti gli atleti che invece hanno conquistato dei titoli mondiali nell'anno 2022. Partiamo con la ginnastica artistica. Lei è oro nella trave e nel volteggio ai campionati mondiali di Sigo di ginnastica artistica e ritmica a Ponte di Legno Brescia nel dicembre 2022. Per la società SD Sorriso Riviera andiamo a premiare Alice Beccari. A premiare Alice abbiamo il consigliere del comune di Venezia, Matteo Senno. Ecco Matteo che ci raggiunge, consigliere del comune di Venezia che viene a raccogliere la vittoria alata da conferire ad Alice. Oro, ripetiamolo, nella trave e nel volteggio ai campionati mondiali di Brescia nel dicembre 2022. Complimenti Alice. Complimenti Alice. Consigliere, facciamo due parole in rappresentanza del comune di Venezia. Alice, tu resta pure qui con noi, allora le lascio il microfono.
Sì, buonasera a tutti, ma è un piacere essere qui perché premiamo e valorizziamo quelle che sono le nostre eccellenze sportive, sia come atleti sia come società. Come Comune di Venezia, come città metropolitana di Venezia ci stiamo mettendo il cuore per mettere lo sport al centro del programma della nostra azione amministrativa, oltre ad andare a migliorare la manutenzione degli impianti esistenti, la realizzazione di nuovi impianti su cui stiamo investendo veramente tanti soldi. Abbiamo realizzato anche delle palestre all'aperto dove fare sport, dove fare palestra, accessibili a tutti, e questo anche nelle spiagge con degli strumenti molto innovativi, tecnologici, che permettono di andare in acqua anche alle persone con disabilità. Quindi il nostro impegno è forte, lo continueremo ancora e siamo a disposizione sempre di qualsiasi associazione sportiva. Voglio ricordare un'iniziativa importante che abbiamo realizzato da qualche anno, siamo i primi in Italia, che si chiama Voucher 6 Sport. È un bonus di 180 euro per i bambini che hanno 6 e 7 anni, che permette di andare a sgravare una parte del costo dell'iscrizione ad una delle associazioni sportive del territorio. Questo per incentivare i ragazzi a fare sport, a non stare sul divano, e dall'altra parte per tendere la mano a tante famiglie in un periodo storico-economico di difficoltà. Quindi è un incentivo veramente forte per fare sport. Quindi grazie e buona serata a tutti. Grazie consigliere, grazie ad Alice Beccari, complimenti ancora. Andiamo avanti con un altro oro nella staffetta 4x4 di atletica leggera ai Virtus Summer Game di Cracovia dal 20 al 23 luglio 2022. Per l'ASD Aspea Padova Onlus andiamo a premiare Mario Alberto Bertolaso. A premiarlo è il presidente del CONI Veneto Dino Ponchio. Complimenti. 400 metri. Faccio la battuta, però non piani, li facevo battuta che mi hanno rubato tutti i miei allievi. Facevo i 400 metri piani, si direbbe come il premiato, ma io li facevo piano, ma mi divertivo lo stesso. Complimenti a Mario Alberto Bertolaso, un grazie anche a Dino Ponchio. Complimenti per questi grandi obiettivi, davvero stiamo sentendo quelli che sono dei risultati a cui gli atleti lavorano costantemente, anno dopo anno, allenamento dopo allenamento, per arrivare sempre più in alto. Andiamo avanti con un altro oro nei 200 stile libero, quindi parliamo di nuoto, ai World Para Swimming Championship di Madeira del 2022 per la società Fiamme Oro Civitas Vite Sport Education, Francesco Bettella. A premiare abbiamo Giovanni Izzo, vicepresidente del CIP, e Sandra De Benedett, che vengono a premiare Francesco Bettella con la vittoria alata per l'obiettivo raggiunto, un oro nei 200 stile libero. Complimenti a Francesco. Grazie Sandra, grazie a Giovanni. Andiamo a fare un applauso invece per un'altra atleta che non è presente questa sera. Anche in questo caso abbiamo un oro doppio classe VD5 ai World Para Table Tennis Championship a Granada nel novembre 2022 per la società Tennis Tavolo Castello Goffredo. Facciamo un applauso a Michela Brunelli. Torniamo invece nel mondo del nuoto con l'oro nei 200 dorso, oro nei 200 misti, oro nei 200 farfalla ai Virtus Summer Games di Cracovia per la Spea Padova Onlus Federico Casara. A premiare Federico abbiamo Giorgia Bedin, sindaco del comune di Monselice, che viene a consegnare la Nike
questa vittoria alata nelle mani di Federico Casara di Aspea Padova per i grandi obiettivi raggiunti. Complimenti a Federico. Lasciamo giustamente il tempo a tutti per le foto. Grazie a Giorgia Bedin, sindaco del comune di Monselice. Grazie di nuovo Federico, complimenti. Abbiamo un altro assente, ma giustamente dobbiamo andare a ricordarlo perché anche per lui ci sono stati davvero dei grandi obiettivi raggiunti. Parliamo dello sci alpino, la società è le Fiamme Oro Bob Club di Cortina per l'oro nel supercombinata ai mondiali di Lillehammer in Norvegia e l'argento nello slalom gigante, bronzo nello slalom special ai Giochi Paralimpici Invernali di Beijing 2022. Facciamo un grande applauso per René De Silvestro. E abbiamo altri premi da consegnare, un'altra vittoria alata davvero meritata per quello che è il suo percorso sportivo. Vado a leggervi quelli che sono gli obiettivi raggiunti, quelle che sono le medaglie conquistate a Madeira nel 2022. Oro nei 50 stile libero, oro nei 100 stile libero e ancora oro nei 400 stile libero e chiude con un altro oro nei 4% stile libero misti. Facciamo un grandissimo applauso, anche se è la mamma a ritirare il premio, ad Antonio Fantin. Sandra Benedetto viene a ritirare il premio consegnato da Giuseppe Falco, presidente del Panathlon Area 1. Sandra, andiamo a consegnare questo premio ad Antonio, più che meritato. Grandissimi gli obiettivi raggiunti. Un attimo solo per la foto, poi la mostrerai ad Antonio. 18 secondi. 18 secondi. Prego. Scusa Ruggero. Ricordo i premiati con le stelle e le palme al merito tecnico, quindi dirigenti, società o allenatori o tecnici che dir si voglia, che di diritto fanno parte dell'Associazione Nazionale Stelle, Palme al Merito Sportivo e Collari d'Oro, che è un'associazione benemerita riconosciuta sia dal CONI che dal CIP. Di diritto fanno parte. Poi, se vogliono diventare soci effettivi, partecipare alle votazioni, eccetera, dovrebbero, Ruggero, iscriversi senza pagare la tassa di iscrizione, però di diritto fanno parte in quanto hanno ricevuto una benemerenza del CONI e del CIP. Grazie. Grazie a lei, Presidente. Un'altra cosa da ricordare, ma immagino non serve dirlo, anche perché vedo la sala piena, rimanete fino alla fine tutti i premiati si riuniranno qui sul palco per fare una fotografia finale, ricordo che poi andrà anche nel libretto, immagino, del CIP di quest'anno, anche come ricordo di questa serata, quindi restate qui tutti quanti, ma vi vedo tutti qua seduti, quindi va più che bene. Andiamo con un altro premiato. In questo caso parliamo dell'atletica leggera, oro negli 800 marcia, oro nei 1500 marcia ai Suds World Championship in Repubblica Ceca nel giugno 2022. Sto parlando per la Spea Padova di Stefano Lucato. A premiare Stefano abbiamo Cesare Mason, sindaco del comune di Piombino Dese. Buonasera Stefano, buonasera Sindaco, andiamo a raccogliere la vittoria alata da consegnare a Stefano Lucato, fotografia rituale per immortalare questo momento. Complimenti Stefano.
e in bocca al lupo anche per quelle che sono le prossime tappe sportive. Grazie Sindaco. Ricordo che il grande lavoro che c'è dietro anche a questa serata è quello di riuscire a portare anche i sindaci dei vari comuni di provenienza degli atleti proprio per avere una maggiore riconoscenza in quello che è stato il percorso sportivo, in quelli che sono stati gli obiettivi, in questo caso della passata stagione sportiva del 2022, quindi per quello si sentono questi cambi di paese improvvisi, proprio perché ad ogni atleta è comunque stato abbinato il proprio amministratore comunale. Andiamo a premiare 2 atlete in questo caso, le premiamo insieme proprio perché sono sorelle. Parliamo del nuoto, una è oro nei 50 rana, l'altra oro nei 50 delfino. Agli Deafly Olympics, spero di averlo detto bene ma penso di no, in Brasile nel maggio 2022. Loro sono Gaia Maragno e Sara Maragno. A premiarle abbiamo la consigliera con delega all'integrazione dello sport del comune di Campo San Piero, Antonella Munaro. Lasciamo il tempo alla consigliera di salire qui con noi sul palco. Abbiamo voluto premiarvi insieme, anche se comunque le vasche sono state differenti. Oro nei 50 rana per Gaia Maragno, oro nei 50 delfino per Sara invece, che vanno a ricevere entrambe la Nike della vittoria. Sono 2, una ciascuno. Anche perché stavano già pensando come doversela dividere, ma no. Complimenti. Complimenti Gaia, complimenti Sara. Quindi come si leggono i Deafly, pensa a te. Deafly, era più semplice del previsto. Deaflympics. Grazie. Grazie a Gaia, grazie a Sara Maragno, un grazie alla consigliera Antonella Munaro del comune di Campo San Piero e davvero complimenti per quelli che sono stati i risultati. Parliamo sempre di nuoto. Sempre di nuoto, questa volta ci spostiamo in Portogallo con l'oro nella staffetta 4% mista femminile, oro nella staffetta 4% mista ai mondiali appunto di nuoto di Siso in Portogallo. Per la società Sport Life di Montebelluna Treviso premiamo Eleonora Ostani. Eleonora viene premiata dall'assessore allo sport del comune di Castelfranco, Gianfranco Giovine. Eleonora, sei tornata ieri sera dai campionati italiani? Sì. E sei qua stasera? Sì. Giustamente, a ricevere il premio. Fatto bene Eleonora. Assessore, andiamo a consegnare nelle mani di Eleonora la vittoria alata, questo grande premio per il titolo mondiale, i titoli mondiali agguantati nelle staffette 4% mista femminile e 4% misti. Complimenti Eleonora, grazie all'assessore allo sport. Conviene chiuderla Eleonora, altrimenti la perdiamo per strada. Grazie, grazie all'assessore per l'aiuto. Complimenti Eleonora. Grandissimi risultati anche in casa Verona Swimming Team Fiamme Azzurre. Queste sono le medaglie agguantate ai World Para Swimming Championship di Madeira in Portogallo. Oro nei 100 dorso, oro nei 100 stile libero, oro nei 200 misti e ancora oro nella 4% stile libero. Facciamo un grandissimo applauso a Xenia Francesca Palazzo. A premiare Xenia abbiamo il sindaco del comune di Verona, Damiano Tommasi. Complimenti Xenia.
mettiti pure al centro. Sindaco, andiamo a consegnare la vittoria alata a Xenia. Facciamo una fotografia, dopodiché facciamo una parola anche con lei, Sindaco. Se mi raggiunge da questa parte, Xenia, tu resta pure qui, sai. Le lascio il microfono. Intanto buonasera, grazie per essere qui con noi questa sera. Allora, abbiamo fatto un po' il giro di tutte le province, mancava Verona, grazie quindi per essere qui, e i grandi risultati di Xenia parlano da sé. Certo, grazie. No, i risultati di tutte e di tutti i ragazzi e gli atleti e le atlete della serata, ma sono orgoglioso di essere rappresentante della città che vedrà la cerimonia d'apertura delle Paralimpiadi invernali in arena, e quindi per noi questi eventi di avvicinamento sono di trepidazione, anche per essere all'altezza. Vorrei spendere una parola anche per le famiglie e i genitori. Prima parlava il Presidente del promuovere lo sport. Credo che come amministrazioni un impegno, come è stato detto dalla città metropolitana di Venezia, in questo senso credo che sia un modo per essere vicino a queste famiglie e agli sforzi che vengono fatti per accompagnare gli atleti, le atlete, per poterli avvicinare alle discipline. Quindi mi auguro che le nostre amministrazioni riescano ad essere davvero al fianco delle società sportive in questo momento, e come ho detto ci prepariamo ai grandi eventi delle Olimpiadi sul nostro territorio. Ovviamente loro stanno pensando ad altre Olimpiadi, giustamente quelle più vicine, ma noi siamo proiettati a quelle più lontane e speriamo davvero che sia ancora di più un volano per questo movimento che ci rende orgogliosi come nazione per i risultati e per il livello della preparazione del nostro comitato paralimpico su tutto il territorio. Certo, e negli ultimi anni tra l'altro i risultati hanno davvero parlato a livello mondiale, quindi certo, grazie. Complimenti a Grazie tutti a gli tutte e a atleti, tutti. soprattutto, ma anche Grazie, Xenia. alle squadre che ci sono dietro. Grazie Sindaco, grazie Xenia e complimenti ancora. Quando si parla di nuoto sono un po' più agitata, mettiamola così, perché gioco in casa, quindi conosco gli atleti e mi fa piacere trovarli qui questa sera, quindi davvero è un piacere averli qui sul palco. Parliamo adesso di atletica leggera, torniamo a Padova, quindi con la SPEA Padova Onlus. Anche qui abbiamo davvero tantissimi risultati, tantissime medaglie portate a casa in Repubblica Ceca ai Suds World Championship. Oro negli 800 marcia, oro nei 1500 marcia, oro, 2 ori anzi, nella 4% staffetta femminile e nella 4x400 staffetta. Andiamo a premiare Giulia Pertile. A premiare Giulia abbiamo Michele Bicciato, delegato regionale della Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali. Buonasera Giulia. Buonasera Michele. Buonasera. Grazie per esserci questa sera. Andiamo quindi a consegnare nelle mani di Giulia questa vittoria alata tanto meritata. Complimenti Giulia, grazie a Michele Bicciato. Grazie. Chiudiamo e custodiamo questo trofeo e portiamo a casa anche questo grande risultato in ricordo di quelle che sono state le avventure all'estero. Ricordo appunto che stiamo andando a premiare quelli che sono i risultati mondiali. Prima abbiamo premiato i risultati europei, abbiamo ancora diversi atleti in programma, ma siamo sempre nei tempi. Parliamo ora nuovamente del nuoto con le Fiamme Oro, anche qui tantissimi risultati ottenuti. Oro nei 100 rana, oro nei 200 misti, oro nei 400 stile libero e ancora oro nei 100 farfalla, nei 100 dorso e oro nei 4% stile libero ai World Paraswimming Championship di Madeira in Portogallo. Premiamo quindi Stefano Raimondi. Stefano, che non è qui con noi, però apprezzerà sicuramente il vostro applauso.
Sempre del nuoto parliamo e abbiamo un oro nella staffetta 4x100 mista, un oro nella staffetta 4x50 mista e un oro nella sua specialità i 200 dorso ai mondiali di nuoto in Portogallo per lo Sport Life Montebelluna, Gianmaria Roncato. A premiare Gianmaria abbiamo Cristian Pastro, vice sindaco e assessore allo sport del comune di Vedelago, che non smette di festeggiare Gianmaria per i suoi grandissimi risultati. Ci sta viziando. Vi sta viziando, esatto, è il suo momento. La vittoria alata anche per Gianmaria. Che porta a casa questo grande traguardo. Gianmaria, che anche lui è tornato ieri sera dai campionati italiani. Andati bene? Bene. Non ci si può lamentare. Complimenti, grazie. Grazie al vice sindaco del comune di Vedelago, complimenti a Gianmaria. Cambiamo disciplina e torniamo al tiro con l'arco. Per la Società Paralimpico Difesa abbiamo un oro nel Mixed Team Arco Open Paralimpico ai World Para Archery Championship di Dubai, quindi stiamo davvero facendo il giro del mondo e andiamo a premiare Stefano Travisani. A premiare Stefano Travisani chiamiamo il colonnello Carlo Colaneri del gruppo sportivo paralimpico Difesa e Mauro Fecchio, sindaco del comune di Correzzola. Dovrebbe esserci. Attendiamo un attimo il sindaco. No, non c'è, allora niente, eravamo tutti in attesa. Abbiamo il colonnello Carlo Colaneri che va a premiare Stefano Travisani della Paralimpico Difesa. Complimenti davvero per l'oro portato a casa a Dubai. Facciamo due parole. Sì, restiamo sempre qui. Allora andiamo un po' più avanti, visto che ci siamo. Allora intanto grazie per essere qui questa sera, è davvero un grande piacere. Stiamo vedendo comunque tantissimi atleti susseguirsi qui su questo palco. Intanto grazie a voi, ringrazio il Presidente. Per noi è un onore essere qui a premiare Stefano, perché è dall'anno scorso che abbiamo la Difesa ha aperto la contrattualizzazione degli atleti civili paralimpici e Stefano è uno dei primi che ci ha fatto questo onore e quindi siamo contenti e puntiamo ad aiutare questi atleti a raggiungere i massimi livelli risultati sportivi, non solo per l'atleta stesso ma anche per l'Italia intera. Anche perché è arrivato subito con un oro, quindi meglio di così. È uno tra i tanti, ne ha vinti anche altri. Vabbè, comunque in ogni caso noi siamo qui a premiare Stefano. Complimenti Stefano Travisani della GS Paralimpico Difesa. Torniamo invece al nuoto e abbiamo questa volta un altro oro nella staffetta 4x100 mista femminile, sempre ai mondiali di nuoto di Siso in Portogallo, e andiamo a premiare con un grande applauso Martina Villanova. A premiare Martina abbiamo il sindaco del comune di Sernaglia della Battaglia, Mirko Villanova. Anche Martina è rientrata ieri sera dai campionati italiani. Martina ormai è una storica del nuoto, storica vincitrice dello Sport Life Montebelluna, che va a ricevere la vittoria alata dalle mani del sindaco del suo comune di Sernaglia della Battaglia. Complimenti a Martina per i risultati portati a casa dal Portogallo. Grazie. Allora, a questo punto andiamo a consegnare un altro importante premio. Scusate. È la volta del premio alla carriera. Dopo aver consegnato dei premi per i titoli europei, per i titoli mondiali, per aver consegnato dei premi anche per i vari tecnici, è la volta di andare a conferire un ulteriore premio. La Giunta CIP Veneto ha istituito questo prestigioso premio per onorare gli atleti che
hanno conseguito straordinari risultati nel corso della loro vita sportiva. Il premio raffigura la dea Nike, questa volta a cavallo di una biga trainata da 2 destrieri. La Nike quindi non è solo la vittoria, ma è anche il coraggio e la costanza, l'essere se stessi, umili e coraggiosi, affaticati ma appagati. Il premio è un riconoscimento per gli importanti risultati sportivi conseguiti durante la sua straordinaria carriera sportiva. Un particolare ringraziamento va alla Ofcar, l'azienda padovana che da più di 35 anni sostiene l'attività paralimpica sul territorio. Per premiare la prossima personalità che avremo qui sul palco, chiamerei Danilo Volpato e Cecilia Riondato della ditta Ofcar, insieme al presidente del CIP Veneto Ruggero Vilnai, al vicepresidente del CIP Veneto Giovanni Izzo, che sono qui. Presidente, vado prima col curriculum o vuole prima annunciarmi il nome? Facciamo il curriculum. Allora, intanto facciamo vedere il premio che è stupendo. Allora, nativa di Cittadella, è affetta fin dall'infanzia da retinite pigmentosa che la porta alla cecità. All'Istituto per i minorati della vista Luigi Configliacchi di Padova, dove frequentava la scuola dell'obbligo, ottiene la maturità magistrale e conosce lì lo sport paralimpico e in particolare la disciplina dell'atletica leggera. Grazie all'esperienza maturata durante gli anni scolastici si tessera al gruppo sportivo non vedenti di Padova, con il quale prende parte in varie specialità dell'atletica leggera nella categoria B1 a diversi campionati nazionali 8, europei 3 e mondiali 2 e 2 edizioni dei Giochi Paralimpici estivi. Nel suo palmares vanta 6 medaglie paralimpiche a New York nell'84, un argento e un bronzo. A Seul nell'88 un argento nei 1500 metri, un argento negli 800, un bronzo nei 100 e nei 400 metri. 6 medaglie ai mondiali paralimpici, 4 medaglie agli europei paralimpici e 12 medaglie ai campionati nazionali paralimpici. Lei è? E questo premio quest'anno va, come avete sentito, a una campionessa di atletica leggera davvero straordinaria. Vorrei dire, aggiungerei a quello che ha letto, che è una pioniera, vorrei dire, perché negli anni 84-88 eravamo agli inizi dello sport paralimpico e lei ha fatto questi davvero risultati, quindi come a dire, insomma, che ha aperto le porte quasi allo sport paralimpico. E questa grande campionessa che stasera consegniamo questo trofeo, questo premio alla carriera, è la nostra campionessa Rossella Inverni. Io vorrei nel palco anche la moglie di Danilo Volpato. Certo. Allora mi sposto un attimo da Rossella. Mi sposto un attimo da Rossella, se posso, per poter fare 2 parole con lei. Allora, Rossella, già il Presidente ha raccontato quello che è stata come atleta, come è stata la New York dell'84 che le ha fatto vincere l'argento e il bronzo nell'atletica, poi come è stato Seul. Quante emozioni, tutte in una sera e tutte in una vita sportiva. Beh, moltissime effettivamente, tante soddisfazioni comunque, quindi sono stata appagata abbondantemente dell'impegno che ho messo, insomma, per gli allenamenti, per le gare, per tutte le competizioni. Sì, quindi comunque questa sera viene consegnato più che volentieri questo premio nelle sue mani, perché davvero c'è tanta storia dietro la sua vita sportiva, quindi davvero complimenti e grazie a chi va a consegnare questo premio nelle sue mani.
Grazie. Facciamo una foto tutti insieme. Danilo Volpato e Cecilia Riondato che hanno permesso la realizzazione di questa splendida Nike sulla biga. Un grazie al presidente del CIP Ruggero Vilnai, grazie al vicepresidente Giovanni Izzo, complimenti ancora a Rossella Inverni. Complimenti, accompagniamo Rossella, grazie ovviamente per questo premio, per aver portato una personalità come Rossella qui con noi sul palco a questa serata, a questo gran galà delle premiazioni. Avete voglia di restare qui con me, vero? Allora, le lascio già il microfono, che così se ha voglia anche di intervenire mi può interrompere, però io vado avanti. Annuncio prima di... Certo, va bene, va bene. Allora, andiamo a raccontare che cosa facciamo adesso. Dopo aver consegnato un premio alla carriera, il premio Off-Car, è la volta di consegnare la massima onoreficenza, il premio L'Olimpo. La giunta del CIP Veneto ha istituito questo prestigioso premio ad una persona che si è particolarmente distinta nella promozione dello sport paralimpico veneto. L'opera del maestro Romeo Sandrin è l'unione di due prestigiosi elementi della classicità greca, la porta d'ingresso dello stadio di Olimpia ad Atene e la Nike di Samotracia. La porta d'ingresso dello stadio simboleggia il passaggio tra il noto e l'ignoto, la vittoria e la sconfitta, la gloria e l'oblio. La Nike è l'allegoria della vittoria che con le sue ali spiegate e pronte per il volo rappresenta il coraggio e la costanza. Il premio L'Olimpo è il segno di gratitudine e riconoscenza per l'impegno profuso nella promozione dello sport per le persone disabili e nella diffusione dei valori su cui si fonda il Comitato Italiano Paralimpico. Prego, Presidente. Grazie, grazie. Anzi, farei un applauso. No, funziona. Funziona. Avete capito? Un applauso alla nostra conduttrice della serata. Davvero grazie e complimenti. Grazie. Grazie, Presidente. Allora, questa è l'ultima premiazione che facciamo questa sera e come è già stato detto, questo premio L'Olimpo va consegnato, va assegnato a un personaggio, a una persona che davvero si è particolarmente distinta nella promozione dello sport paralimpico. Questo personaggio poi che premiamo questa sera rappresenta anche una categoria importante per quanto riguarda l'informazione e la promozione. Rappresenta la categoria della carta stampata e dei giornalisti e quindi davvero dobbiamo molto a questa persona che stasera consegniamo questo importante e prestigioso trofeo. A questa persona che i giornalisti insomma sono importanti, ma ci sono giornalisti e giornalisti, disponibili e meno disponibili. Ecco, a quello che invece questa sera noi consegniamo l'Olimpo è una persona squisita, sempre disponibile, capace e brava e quindi è la persona che stasera annuncio con grande soddisfazione, con grande piacere, che è Alberto Zuccato. Buonasera Alberto. A questo punto, mentre andiamo un attimo a consegnare nelle mani di Alberto Zuccato questo premio L'Olimpo, io vado a raccontarvi chi è questo giornalista che scrive per il Gazzettino, principalmente di sport, dal 1988. Ha collaborato con numerose testate nazionali e straniere. È stato per 8 anni a capo dell'ufficio stampa del CONI Veneto e direttore responsabile della rivista ufficiale dello stesso ente. Per 10 anni è stato docente di scienza della comunicazione al Liceo Sportivo Patavinum di Padova. Autore di numerose pubblicazioni di carattere sportivo, tra cui nel 2016 del libro Paralimpiadi, le stelle venete.
volume realizzato dal CIP Veneto. Alberto Zuccato. Signor Zuccato, ci sono 2 microfoni per lei. Ne basta uno e avanza anche. Allora, io sono emozionato e imbarazzato perché dopo la premiazione di campioni, di gente che ha fatto e che fa tanto per lo sport, tocca a me che sono uno scribacchino, uno che riporta le notizie e basta. Ritengo troppo generoso questo riconoscimento, ma ringrazio sentitamente e spero di poter continuare nel mio piccolo a dare una mano allo sport paralimpico. Grazie a tutti. Grazie Alberto Zuccato, Presidente. Beh, la modestia, si vede che l'uomo grande, complimenti ancora per quello che fai e quello che farai, io spero. Siamo davvero tutti contenti di aver assegnato a te questo prestigioso riconoscimento e questa scultura davvero che ha un significato particolare. E allora adesso come finiamo? Finisci tu? Direi che siamo in chiusura. Siamo in chiusura e quindi ecco, poi vi aspettiamo tutti sopra alla conviviale, ma vorremmo fare una bella foto assieme, è vero, con tutti i personaggi e gli atleti. Certo, allora siamo in chiusura, quindi un grazie a tutti voi per essere stati qui con noi questa sera, grazie nuovamente a tutti gli atleti, a tutti i tecnici, i dirigenti delle associazioni e società, un grazie alle famiglie, grazie alle amministrazioni comunali che sono intervenute qui oggi, comunali, provinciali, regionali, agli sponsor, a chi ha voluto veramente di cuore questa serata, grazie anche al vicepresidente del CIP Veneto, un grazie a Paola Noventa che si dà sempre da fare per la realizzazione di questa serata. Certo, a tutti gli amministratori, a tutti i sindaci, ai consiglieri, agli assessori, a chi comunque è arrivato da ogni parte del Veneto per prendere parte a questa bellissima serata. Come diceva il Presidente Vilnai, vi vogliamo nuovamente tutti qui sul palco per una foto tutti insieme e a questo punto da me, Rita Leon, una buona serata a tutti voi.